Well, you can tell by the way I use my walk. I'm a woman's man, no time to talk. Music loud, women walk, being kicked around since I was. Ciao a tutti ragazzi e bentornati su Risen 2 The Dark Waters. Oggi ci ritroviamo nuovamente con il nostro pirata cinquecentesco, ovviamente pronti a riprendere la nostra avventura all'interno della nostra inquisizione, pronti a trovare il nostro caro amico Carlos. Bene, andiamo alla ricerca di questo nostro amico. Qua c'è il nostro ragazzone Juan, il nostro pignolo che non voleva farci passare con le armi. Qua c'è un plotone militare guidato dal nostro Severin. Attenzione ragazzi, Mac ready, fire! Eccoli, attenzione ragazzi, stiamo lontano, va a finire che gli parte qualche colpo, a finire ci uccide. Psst, vieni qui. Chi è? Vediamo un po'. Ah, ecco i ragazzoni. We're safe here for as long as Ursagor and Ismail are still fighting each other up north. But one of them's going to win eventually, and then they'll march here on Caldera. The plan is for us all to be gone before that happens. So the High Council has finally decided on the evacuation issue? Not yet. They want us to explore the New World more before we abandon Caldera. Bloody fools! What about Mara? And what about the ships we keep losing to that monstrosity of hers? There's been a new development there. We believe there may be a magical weapon powerful enough to kill the Kraken. One of my best men is looking into it. What can one man do against that monster? Il nostro amico sta dubitando delle nostre capacità nell'affrontare un polipo chiamato Kraken. Bene, allora, sappiamo cavarcela da soli, oppure una bella interrogativa, chi lo sa, oppure sono problemi miei, tu devi solo portarmi a Tagarigua. Infatti, Sebastiano, devi solo portarmi a Tagarigua, dopo me la vedrò io. Just take me to Tacarigua. That's your best man. Does the High Council know about this? No, and there's no reason they need to. Let them take forever coming to a decision. We need to act now. I see. I just hope you know what you're doing. When you've finished here, see Sebastiano on the ship. The Black Betty set sail today. There's an Inquisition outpost on Tacarigua. You'll be able to pass yourself off as one of the workers there. Then you need to head to the other side of the island and find the pirate's den. Bene ragazzi, abbiamo capito che il nostro personaggio è un ambizioso pirata, anzi più che pirata, uomo di legge che si ritrova all'interno di questo ultimo baluardo della nostra cittadina, ovvero dentro la nostra inquisizione. Dobbiamo infiltrarci come agenti speciali 007 dentro questo covo dei pirati e assumere il ruolo di lavoratori. Ovviamente dobbiamo salpare all'interno della nave del nostro Sebastiano, però vediamo un po' di chiedere qualche informazione al nostro Carlos, cosa dovremmo fare e come dovremmo comportarci. Allora, una volta che saremo con i nostri cari amici pirati, And once I'm with the pirates? Earn Steelbeard's trust and try and find out if there is a weapon we can use against the Kraken. If there is, we need it. So find it and bring it back here. a quanto pare dobbiamo parlare con un certo Barba Grigia, anzi Barba d'Argento, siamo un po' in tema Skyrim, e praticamente scoprire quest'arma voodoo per distruggere questo polipo gigante. Allora, e dobbiamo fare tutto senza che nessuno scopra che sono dell'Inquisizione? Vediamo un po' cosa dice And I do Carlos. this without anyone knowing I'm with the Inquisition. Absolutely. Any connection to us must be kept secret, particularly if you encounter any of the Tacarigua garrison. Sebastiano is the only one who'll know of your mission. Tell no others. If the pirates even suspect you've any link to the Inquisition, they'll kill you. A quanto pare dobbiamo fare molta attenzione con i pirati che incontreremo, perché saranno molto rigidi con la nostra personalità che deve rimanere segreta solo a noi stessi e al nostro Sebastiano. If there's any chance this weapon exists, we must find it. You're our only hope now. Don't forget, from this moment on, you're no longer part of the Inquisition. Bene ragazzi, abbiamo guadagnato 3 nuove missioni, abbandoniamo la legge per dirigerci al covo dei pirati e quindi intraprendere la carriera criminale, a quanto pare. Attenzione sempre qui, massima attenzione, perché questi qua non mi sembrano che sanno maneggiare molto bene questo fucile. Bene, questo si è addormentato ragazzi, guarda qua, guardate, sta dormendo. Juan, ecco, svegliati amico mio. Perfetto, vuoi una bottiglia di rum? No. Ok, possiamo dirigerci verso la nave. Vediamo un po' se il nostromo lassù farà qualche storia. Per sicurezza abbiamo portato la nostra spadina, casomai lo affettiamo per bene. Saliamo al di sopra di questo galeoncino. Vediamo un po' cosa ritroviamo qui. Un uomo con una piuma d'oca in mano, seguito da un bel ratto nel suo magazzino. Responsabile del magazzino, ragazzi. Un uomo vestito, sembra Brighella. Vediamo un po' che cosa sta scrivendo. Diamo una bella chiacchierata, anzi iniziamo una nuova chiacchierata con il nostro amico. Vediamo cosa ha da dire. I was on the tower, saw the whole thing.
tide carried something good ashore. Times are hard. I don't mean to exploit other men's misfortune, but I could use supplies. Maybe you could take a little trip to the beach. Ed ecco che il nostro amico ci assegna una bella missione secondaria, pronto a raccogliere dei rifornimenti sulla spiaggia, ma ovviamente noi abbiamo una missione molto più importante, ovvero la nostra missione principale di andare alla nostra cittadina per controllare quindi i nostri pirati e entrare all'interno del loro covo. Bene, ecco il nostro Nostromo, ragazzi, speriamo che ci faccia entrare nella nave, vediamo se dobbiamo fare qualche rissa. Nostromo, a quanto pare non dice nulla. Ah, è proprio lui che dice di andare. Ah no, i marinai che parlano dietro. Bene, a quanto pare siamo stati ben accolti. Sebastiano, eccolo qui, amico mio. The ship's ready. How about you? Certo, sono sempre pronto. I'm ready. Raise the anchor. 100 in più di gloria. Allora ragazzi, la gloria è un valore davvero molto importante all'interno di questo gioco, perché la gloria la possiamo paragonare all'esperienza. L'esperienza all'interno di questo gioco si fa uccidendo, si guadagna anzi, uccidendo i mostri, ovvero le creature mostruose che ritroveremo all'interno di questi paesaggi, anche se questo nostro paesaggio cinquecentesco è davvero molto splendido, se non per la lava che ritroviamo nel nostro retroscena. E ovviamente l'esperienza la possiamo guadagnare anche completando le nostre missioni, ovvero la nostra gloria, che poi verrà accumulata all'interno del nostro personaggio, del nostro status, per migliorare le nostre 4 competenze, ovvero le abilità con le lame, ovvero con le nostre spade, con i nostri pugnali, con qualcosa di affilato, oppure con le nostre armi da fuoco, ovvero le armi ad avancarica che ritroviamo tutt'oggi. Inoltre, se ritroviamo anche numerosi punti di esperienza, possiamo spenderli in abilità fisiche e intellettuali, ma anche abilità magiche, come per esempio l'arte voodoo, la resistenza, e ovviamente anche un'ultima abilità che per adesso non ricordo, andremo a vederla immediatamente nella sezione personaggio. Anzi no, è l'astuzia l'abilità che possiamo andare a sviluppare, verrà utile in seguito, nel momento in cui andremo a effettuare dei discorsi con i nostri, come possiamo dire, con i nostri interlocutori. Allora, è arrivata la nostra cara amica Patti. Allora, non vedo l'ora di poter rimettere i miei vestiti, oppure andiamo. Ma sì, dai, andiamo in questa posizione così, senza uniforme, perché ovviamente dobbiamo mimetizzarci all'interno della scena, e quindi dobbiamo assumere il look da pirata. Guardate un po', non abbiamo il look da pirata, siamo fantastici, ci manca solo il pappagallino sulla spalla. Bene, andiamo avanti, la benda sull'occhio ce l'abbiamo? Sì, perfetto. Guardate un po', un indigeno, chi è questo, ragazzi? Mamma mia. Ah, abbiamo praticamente gli schiavi nella nave. Bene, bene, andiamo avanti, ragazzi. Vediamo un po', ecco, ci ritroviamo sul ponte. Ci sono i nostri marinai, eccoli qua, anche un bel lavoratore che sta lavorando a qualche cassa. Bene, scendiamo, ecco la nostra isola, ragazzi, guardate un po' che paesaggio fantastico, davvero, davvero molto, molto affascinante. Andiamo avanti. Ecco, abbiamo effettuato un bel salvataggio automatico, a quanto pare ci sarà qualcosa di sospetto che uscirà da queste radure, speriamo che non esca un leone, un giaguaro o addirittura un elefante che ci mangi. Bene, andiamo avanti. Una bella guardia. Cominciamo ad avere problemi. We don't usually get anyone but soldiers and workers around here. People who do something useful. But you just look like some kind of work-shy layabout. What's your business here in Puerto Sacarico? Il nostro amico ci ha dato già l'area del fallito. Vediamo un po' se possiamo trovare una scusa a questa guardia. Allora, non stiamo cercando guai, stiamo cercando lavoro, oppure siamo solo di passaggio. Io direi di restare indifferenti, ragazzi, quindi cercare la via del passaggio. I'm just passing through. Disreputable type like you? A likely story. Still, perhaps you could come in useful. Maybe you could go and see Lieutenant Rockford. He's looking for someone to take a message to the pirates, and you might fit the bill. Listen up. Here's a word to the wise. This is a decent place, and I aim to keep it that way. Worst comes to the worst, you can always work with the slaves harvesting sugarcane in the fields. Get on my wrong side, though, and you'll be seeing the inside of our tower lockup. Only one guest in there at the moment, so plenty of room for another undesirable like you. We understand each other? I think so. Perfetto, ragazzi, ci siamo fatti un bell'amico, la nostra nuova guardia, e a quanto pare dice di stare fuori dai guai. Intanto dobbiamo trovare il nostro capitano Rockford, come ha appena detto la guardia, perché a quanto pare cerca qualcuno per fare una bella visita ai pirati, per portare un bel messaggio in bottiglia. Quindi andiamo avanti, vediamo cosa riusciamo a ritrovare qui intorno. Allora, missione completata, abbiamo trovato la nostra Puerto Sacarico, e quindi abbiamo guadagnato dell'esperienza, ovvero della gloria. Bene, andiamo avanti. Ecco
Sebastiano, ragazzi. Your report, Lieutenant? Il rapporto. I'm afraid the delivery is somewhat Origliamo un po', forward. vediamo. What do you mean by smaller? A few of the crates are missing. Missing? How? Pirates must have crept into the storehouse at night. But the storehouse is guarded at night, is it not? What do you mean by, The guards were elsewhere, sir. Chasing the runaway slave, sir. By what? Don't shoot the messenger, sir. And who should I shoot, Lieutenant? It's all Di Fuego's fault. He ordered me to halve the number of guards. Di Fuego! The High Council should never have allowed a civilian to take command. My thoughts exactly, Commandant. Did I ask your opinion? Dismissed. What a Abbiamo splendid appena day. ascoltato questo magnifico battibecco tra il capitano Rockford, l'uomo che dobbiamo cercare. A quanto pare è lui. Vediamo un po', parliamo un po', facciamo due Bloody chiacchiere. nonsense. Problems? You could say that. It's Di Fuego. The man drives me crazy. He's a civilian with no idea about military matters. And yet the High Council still put him in charge here. Vediamo un po', parliamo con il nostro amico per vedere che tipo è questo capitano che l'ha appena adesso insultato. Allora, vediamo un po', mi insegna a combattere con la spada? Questo, ragazzi, sarà uno dei personaggi che c'erano presenti anche a Skyrim, una sorta di istruttore, un istruttore di una qualsiasi arte, che sia pacifica ma anche bellica. Per esempio, questo nostro amico può insegnare al nostro caro personaggio che cos'è la spada e come si usa. Quindi, intanto, andiamo al nostro obiettivo fondamentale, ovvero quello di cercare i nostri cari pirati. I'm looking for pirates. Wait, I know you. Yes, you're that chap Sebastiano had drummed at. In person. And you might be just the man I'm looking for. How about you take this message to the pirates? You'll get 100 gold for delivering it, and another 100 for bringing back the reply. What do you say? Bene, potrei accettare la missione, anzi è proprio quello che faremo. Bene, hai trovato un messaggero. Eccoci qua, pronti con i sandalini di Hermes a fare un bel salto all'interno del covo dei pirati. Lettera sigillata appena ricevuta e 100 monetine d'oro come anticipo. Get yourself kitted out before you go. Ci dobbiamo attrezzare. Perché mai? E chissà, vediamo. Why bother? Plenty of dangers Ah out già, there la in the giungla è piena di jungle. You pericoli. need to be prepared. The proper clothing's a good start, plus provisions and rum for medicinal purposes. Pedro can tell you where to find what you need. Tell him you're going to the other side of the island and he'll kit you out. Bene ragazzi, dobbiamo fare una bella lista della spesa e a quanto pare ce l'ha l'amico del nostro capitano Rockford. Allora, lasciamo perdere il nostro combattimento con la spada e avanziamo all'interno della nostra cittadina. Sorry. Andiamo ragazzi, avanziamo, vediamo un po' che cosa ritroviamo qua in giro. Dobbiamo ritrovare il nostro amico pronto per la lista della spesa. A quanto pare il nostro Pedro. Vediamo un po'. 7, 9. What? Stava contando, chissà cosa sta facendo. Hai dimenticato il 28, amico mio. You forgot 28. I've got my own system. Don't go confusing me. Sorry, did I interrupt you? Well, yes, but not from anything important. Just making sure the posh folk of Caldera will still have sugar for their tea. It's crazy, isn't it? The whole world's going to shit, and here we are still worrying about pennies and profit. So, you're here looking for a job? No, amico mio, sto cercando un uomo pronto per la lista della spesa. E a quanto pare è lui. Vediamo un po'. Devo andare dall'altra parte dell'isola. I need to go to the other side of the island. Blimey, you're a brave one, aren't you? All sorts of nastiness running about there. Wild animals, escaped slaves, pirates. Yeah, pirates. A whole bunch of them, out east. So if you're heading out there, you'll need the proper... Sono qui per questo. Bene, allora vediamo un po' che cosa riusciremo a trovare. Allora iniziamo, anzi terminiamo questo gameplay ragazzi con il nostro amico Pedro, che è pronto a regalarci qualche soddisfazione nell'ambito dell'equipaggiamento. E inoltre vediamo un po' se riusciamo a sconfiggere i nostri pirati dopo questo lungo viaggio che ci aspetta all'interno di queste radure e all'interno di questa giungla. Spero che il video vi sia piaciuto ragazzi, mi raccomando votate e commentate, quindi vi invito a lasciare un parere per vedere che cosa ne pensate di questo nuovo game, ovvero Risen 2 The Dark Waters. Ciao a tutti ragazzi.